Buonasera, bentornati a Novis. E sono 98 aspiranti sindics e passe 3.100 aspiranti consiglieri comunali dalle 173 liste presentate per le selezioni amministrative dal 3 al 4 di ottobre. Sui 30 voti comuni che saranno alle votazioni, dove 4 hanno più di 15.000 abitanti, Cordenone, San Vita, Altilimente, Pordenone e Trieste. Proprio dalla capitale regionale il comune con più candidati a sindics e sono 9 con 560 candidati per il Consiglio e saranno 473.000 i cittadini dal Friuli Vignese Giulia e Clamas alle Surnis. 13 persone in terapia intensiva, 49 ricoverati in ospedali, in che altri reparsi e 112 nuovi positivi. Se sono chiesti i numeri che contano la pandemia di Covid-19 in Friuli Vignese Giulia, comunicati dal vicepresidente regionale con delega alla sanità Riccardo Riccardi. In tali ultimi 24 ore con 3.756 tampons molecolari sono saltati fuori, 85 nuovi casi di infette, che altri 27 sono venuti fuori dai 3.850 test svelti antigenici FAS, non si registrano mars. E in i primi 6 mesi dal 2021 Friuli Vignese Giulia è cresciuto nevore il numero dei morti per colpe di tiarce bugate di Covid. Le nostre regioni è la seconda in Italia per il superamento di mortalità da nome la Puglia. Rispetto alle medie degli anni passati sono mancate 1.295 persone in più dal solito. Il mese piesa l'estate zenar con 608 vittime in più. Stazioni ferroviarie di Udine sotto massime sorveglianze con un unico passaggio per rientrare l'usur verde dove a che mostri il biglietto di viaggio. E alta l'attenzione dagli sforzi dall'ordine in previsione delle manifestazioni dei no pass che Varese essi domanda dopo di meste e per l'ex provincia e interessate della stazione dei Trenos dalla capitale furlane e che di Tisane, ma toccherà anche Monfalcone, Trieste e Pordenone. L'obiettivo dei manifestanti è quello di bloccare i trens massime che di alta velocità, reat che sarà chiastiat durman con una denunzie per aver interrotto un servizio pubblico al Fassavel prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. E in quintri a Trieste tra il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi e gli assessori Spizzimenti e Rosolen pare discuti dal trasporto pubblico locale in previsione di Concal tornerà a attaccare la scuola in Presince. L'assessore alle infrastrutture sia al territorio Pizzimenti e la Pandut che sarà potenziato il TPL con 370 corsi in cui per arrivare a stato al limite che si può di gli employment pubblici fissata al 80% per l'ex provincia di Udine saranno pronti 61 corrieri in più per un totale di altri 130 corsi. Questi pali macchine riservate nome a che doprin la struttura, un'area verde e 100 buttate giù. E è questa la nuova sistemazione per l'area per fur dal visionari di Udine che grazie a questo intervento avrà poi visibilità su vie a Squini. Il vice sindaco di Udine Loris Michelini non sconta Cemut che si presenterà alla zona. Al visionari voi avete portato in giunta le modifiche praticamente dall'accesso, non sarà più al muret le reti che recinte al visionari, ma sarà dodweight. In pratica ci di fare in modo che viodilo di via Squini al sedi facile, al sedi BL, perché vignerà implantare qualche morar, però vignerà chiavare completamente le reti, mantenuto ovviamente gli accessi per i parcheggi e anche per gli entrati aree verde. Ovviamente dopo si sta facendo dei lavori di recinzione con una speciale rete per cuviarci praticamente le parti più sensibili che sono all'interno del visionari stesso. Quindi sono 3 di questi recensioni più un muret che vignerà rifatto nuovo. Io credo che il visionario dopo con questo intervento ha sido veramente un spettacolo e quindi ho voluto mettere 94.000 euro per fare questo lavoro. E sono cominciati i lavori per slargare la palestra di Talmasson su un'opera di 1 milione di euro che sarà finita e di un anno che sarà utile anche per tirare in di fur comune. Si intince che nos disse il sindaco Fabrizio Pittoni. Sono cominciati i lavori dalla palestra comunale di Talmassons, una struttura con oltre 500 posti che permetterà un'attività multifunzionale dalle nostre realtà sportive, ma soprattutto un'importante risorsa per l'istituto comprensivo, perché sarà valorizzazione della propria attività e dalle proprie capacità formative.
Chiaramente questo comporterà una serie di problematiche dovute solo a alcuni interventi di spostamenti dalle attività che vengono concordati in sinergia con il comune di Pocenia in questo momento e soprattutto con un step di lavoro a vari livelli che permetterà l'utilizzo della palestra in estre fino al mese di ottobre e dopo un riutilizzo dal mese di marzo in poi in modo di creare massime difficoltà possibili ai nostri studenti. E le zonte comunali di Udine ha deciso di dare la cittadinanza onoraria al milite ignoto, la medaglia di euro al valore e di metti no all'area verde che è persone dal quelle dal Cistiel d'Oglie, la Glesia di Sante Marie, Nuis Fevele, a proposito il sindaco Pietro Fontanini. Ci stanno al colle i 100 anni di quanto in pratica da qui alle partite la salme dal milite ignoto che come è presente all'altare de Patrie a Roma. Il Comune di Udine ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria a queste importanti figure che non si vince non là, ma che rappresentano in pratica le tanti vittime della Prima Guerra Mondiale. Ho deliberato voi come giunta il primo momento, sarà il Consiglio Comunale sentato dal 27 di settembre, a decidere di concedere la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Ricordo che qui a Udine, 100 anni fa, 7 salmis erano stati depositati per un po' di tempo dall'Iglesia dal Cistiel di Udine, proprio per cerimonie che dopo ha portato all'identificazione, individuazione migliore del milite ignoto che dopo è andato a Roma. I glaciars dal Canin in un secolo hanno perduto l'84% della superficie e il 96% dal volume. I cambiamenti del clima con i stati sempre più caldi si hanno avuto come effetto un piccolo aumento del volume dei ghiacci in tali Alpi Siulis. In tali ultimi 15 anni di osservazione alle queste risultate del controllo fatto delle carovane dei ghiacciai di Legambiente. E sono spandus i nostri 3 autori selezionati dalla giuria tecnica e dal premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Da lì salterà fuori il vincitore ai 11 di settembre al Teatro Odeon di Tisane sul significato del premio, arrivato ormai alle 28esime edizione, Sintin Marta Giudici delle biblioteche di Tisane. La terna dai finalisti ha compreso 3 libri, sulla Quaride di Malaguti, Affare il coniglio della Bastasic e I bambini di Svevia della Casa Grande. E dopo, per il vincitore del premio Coppa Alleanza Nord-Est, i vin la felicità degli altri di Carmen Pellegrino, che verrà annunciato proprio da voi. E si arriva a vincere votare dal premio, quindi è una lunga storia e è importante per la Bassa Furlane, non solo per Tisane ma per tutto il nord-est, perché ha compreso autori e storie che vengono di tutto il nord-est, quindi dal Friuli, al Veneto, al Trentino, Alto Adige, ma anche di Croazia, Slovenia e Austria. E il Pordenone alla Sognuf allenatore, dopo parlato via Massimo Paci, alle Massimo Rastelli che ha firmato un contratto di 2 anni con Schiadince dal mese di giugno del 2023. Rastelli l'anno passato aveva chiappato in man la spalla e le aveva portate fino al 7 posto. Le sue prime partite sarà contro il Parma, dopo fine della polse per le gare dalle squadre nazionali. E per lo sgnot, alle dut si torna a Viodi domani, mandi e grazie.